Antonio Rossi, responsabile di queste iniziative importanti, praticamente portano i giovani, giovanissimi ad avere un impatto con l'ecosostenibilità. Che successo stanno avendo queste iniziative, ricordando che ne avete fatte qualcuna anche? Questa iniziativa ha avuto un impatto molto importante, soprattutto in Piazza Mazzini, dove ci sono lettori a Rovigo. È stato un evento straordinario per quanto riguarda Rovigo Racconta, un successone. I bambini infatti non volevano più andarsene, è una cosa molto molto bella. Sono straordinari per quanto riguarda la raccolta differenziata e anzi sono sicuramente meglio di noi adulti, perché hanno già probabilmente nell'imprinting il fatto di avere il rispetto dell'ambiente. Ecco, secondo te stiamo lasciando noi adulti un esempio importante per i giovani, oppure siamo stati un pochino cialtroni su questo? Se dicessi la prima mentirei, diciamo la seconda sì. Sono concorde sul fatto che dovevamo essere più attenti a rispettare la nostra cara amata madre terra. Purtroppo non è stato così e adesso dobbiamo correre assolutamente ai ripari e loro sicuramente ci daranno una grandissima mano. Fiducioso sul futuro dei giovani italiani? Sì, assolutamente sì, per quanto riguarda questa generazione poi qui di bambini assolutamente sì. Anche la generazione che va dai 15 ai 17 anni sono abbastanza accorti per quanto riguarda la raccolta differenziata, molto di più comunque questa generazione qui di bambini che sono già predisposti probabilmente nel DNA a fare la loro raccolta differenziata. Al telefono con Adriano Tolomei, l'amministratore delegato Eco Ambiente Rovigo. E oggi siamo per una bella iniziativa che Eco Ambiente ha voluto proprio a Rosolina Mare. Quindi non solo per sensibilizzare gli abitanti del Polesine per una raccolta differenziata e responsabile, ma per mandare un messaggio sicuramente ai tanti turisti da ogni parte d'Europa della necessità di comportamenti ecosostenibili. A questo punto la domanda è: missione compiuta secondo lei? La missione è iniziata e sicuramente ha una differenza importante, quindi è compiuta per questo momento. La sensibilizzazione attraverso il nostro gazebo e la piscina per sensibilizzare anche i bambini sicuramente porterà un risultato efficace per quanto riguarda la presenza a Rosolina Mare. Il tema fondamentale è sia per quanto riguarda l'aspetto dei turisti, sia dei comportamenti che i nostri turisti che arrivano in vacanza devono continuare a fare bene la raccolta differenziata, già la fanno ovviamente nel proprio territorio, con la consapevolezza che anche in vacanza si può fare e migliorare questo aspetto. Ci aiuta noi e aiuta ovviamente l'ambiente per il futuro. Ecco, a questo punto la domanda è: il cronoprogramma per arrivare a dicembre con tutti i comuni della provincia di Rovigo e sta andando secondo i vostri obiettivi? Sta andando secondo la pianificazione che abbiamo intrapreso. Abbiamo altri 3 comuni da incontrare i cittadini, abbiamo delle serate a Porto Tolle, ne faremo 3, poi avremo Adria, perché Adria è sostanzialmente nel circuito e come previsto, insomma, quindi arriveremo anche ad Adria alla fine di agosto, primi di settembre, e poi abbiamo Rosolina città e Rosolina Mare, quindi avremo completato il nostro tour su tutti i 50 comuni. E poi sarà il Consiglio di Bacino a mettere le regole per quanto riguarda il 2024 e poi partiremo con la tariffa puntuale anche per quanto riguarda tutti i 50 comuni dal 1 gennaio 2024. Allora, dottor Tolomei, intanto la ringrazio anche per la disponibilità. Naturalmente noi vi seguiremo anche negli altri tour e in ogni caso sottolineiamo che è stato un successo questa iniziativa. Sì, benissimo, e che stiamo andando molto bene con la raccolta differenziata in termini anche di qualità.